Eccoci qua. Allora amici, buongiorno a tutti quanti, un forte bacione da Sai TV come sempre e ci troviamo di mattina, ecco naturalmente dalle 11 in poi, vedo le 11:25 circa. Poi naturalmente arriveremo alle 13, alle 14, dipende dai cantanti che verranno. C'è tutta Napoli, tutta la Campania, con tutte le nostre frequenze, questa grande emittente televisiva dove ci raggiunge e ci sarà un ascolto pazzesco. Poi andranno in tante repliche la sera, pomeriggio, il nostro amico Carlo. E dobbiamo anche ringraziare l'amico Carlo Cambolongo che ci ha appunto dato questa grande iniziativa, questa grande solidarietà e musica, se non sbaglio. Poi verrà sopra impressione anche il numero telefonico 0828 300 258 per prendere informazioni per quanto riguarda questo evento, perché poi le dirette penso che non le faremo per motivi diciamo di tempo. Va bene, allora io voglio qua, ecco, già la sala, ci sono tantissimi artisti professionisti, tantissimi artisti, ci sono scrittrici, poeti, diciamo un pochettino di tutto, raccogliamo in questa trasmissione. Bene, allora Mary Fabricino, ecco qua, un applauso. Microfono Mary. E per la miseria. Buongiorno, fatti notare, fatti vedere. Mamma mia. Per un evento così ci voleva. Ci voleva. Allora Mary, che mi dici? Allora io devo il microfono vicino alla bocca. Devo fare i ringraziamenti. No, dico, come ti senti? È molto emozionata, devo dire la verità. Non mi aspettavo, diciamo, tante persone. Anzi, voglio cogliere. Se lo fai una cosa, chiudi gli occhi se non li guardi. No. Voglio cogliere l'occasione, aspetta. Mi fai parlare? Un attimo solo, io devo interrompermi che iniziamo, no? Come ricetta che sia dottore, che dice dottore, senti, ma senti, io vino, posso bere, però non potessi avere, ma ti dà la mano pronta, così vicino a lui che vuoi bere, così. Questa è una cosa di scemenza. Sì, se lo bevo io vado a terra. Ok, vai. Va bene, comunque voglio iniziare per dire, tutti gli artisti che comunque non sono potuti intervenire, sì. Chi per un problema, chi per un altro, si scusano e per la prossima volta comunque verranno. Non è stata colpa nostra e purtroppo hanno avuto dei problemi. Ma qua ognuno ha i suoi problemi, giustamente, purtroppo può capitare. Vabbè, allora andiamo anche con i ringraziamenti, vedi un pochettino cosa hai scritto. Allora, voglio fare un ringraziamento particolare a Carlo e a tutto lo staff di Sai TV. Sì. Scusate perché sono molto emozionata. Non ti preoccupare, vai. Per averci dato l'opportunità di fare questo evento è bellissimo e fare in modo di poter realizzare una cosa molto bella per i bambini e per quelle poche persone che nel nostro piccolo possiamo aiutare. Giustamente ringrazio tutti gli artisti che gentilmente sono intervenuti. Salutiamo la Casa Famiglia di Salerno e tutti i collaboratori di Chicco di Grano e un bacione forte a tutti i bambini. Passo la parola al grande Enzo Sorrentino. Diciamo 1,74, ma più di questo non è che è grande. Allora, l'associazione Chicco di Grano ci sta in ascolto stamattina, tutti i bambini che ci stanno in ascolto. Ciao bambini, un bacione da Enzo Sorrentino, ci siamo sentiti l'altro giorno, ho portato 2 sacchi di giocattoli. Questi giocattoli provengono da Campari TV il 4 gennaio con Luciano Caldore, Antonio Bonomo, Alessio, tantissimi cantanti abbiamo presentato con Meri, con Luciano Caldore. E ho avuto il Giro d'Italia questa trasmissione e noi ci fa piacere portando questi giocattoli. Allora mi portate alla Casa Famiglia di Nola, casa di Fagiulo, un bacione a tutti i bambini che stanno lì, poi all'altra chiesa le portate a Napoli. Sempre a Nola. Sempre a Nola e poi ci siamo soffermati a Salerno, alla casa di famiglia Chicchi di Grano, che ci stanno guardando una marea di bambini, un applauso per i bambini, grazie. In sala un bacio forte. E poi amici dobbiamo iniziare perché è una lunga maratona, ci saranno ore e ore di canti, tantissime performance, solidarietà e musica è la trasmissione. Non voglio andare oltre, andiamo col primo cantante, dai. Allora, anzi, ribadiamo anche un'altra cosa, che ogni cantante purtroppo deve fare una canzone, perché ne siamo tantissimi, oltre 20 cantanti, e poi dobbiamo fare, diciamo, una piccola intervista. E qua là il tempo vola. Già hanno portati parecchi doni. Poi ci sono molte cose, pasta, fagioli, non so, vedete, è proprio una cosa, proprio una marea. Così poi dopo verrà l'associazione umanitaria che verrà qua appunto per ritirare tutta questa roba che porterà alla mensa dei poveri di Battipaglia. Facciamo un grande applauso alla mensa di Battipaglia che vi ringraziano di cuore a tutti quanti di aver collaborato per questo gesto umanitario.